perché noi sappiamo nella nostra Costituzione che non è assolutamente una cattiva legge, anzi è una buona legge per molte parti di essa, anche se superata in altre parti, contiene degli elementi molto importanti che dovrebbero essere a conoscenza. Ecco, per cui l'approccio non più accademico ma formale, cercando anche una modalità con gli enti locali, un discorso, una collaborazione tra scuola e istituzioni, perché all'interno di questi comuni, sto parlando in particolare a mio avviso, nei comuni ci sono persone molto informate, molto brave, che su queste norme sono molto coscienti, sono brave persone e sono in grado di fare formazione, perché a me è capitato di fare formazione ed è un piacere reciproco. Però, sia da parte di chi fa formazione da parte di chi... Ma siamo un po' nel vago, siccome io ho il mio capisco. stile che è quello Lei invece vuole conoscere delle norme. Allora, io Ecco. ho vissuto a scuola, sia elementari che medie, l'esperienza dei consigli comunali dei ragazzi, che volevano essere un modo che i comuni siano inventati sempre di sinistra, ma io appunto non avevo pregiudizi di quel tipo rispetto al lavoro educativo, farli diventare protagonisti della vita della città tramite questo meccanismo delle elezioni del sindaco, i consiglieri comunali, dei ragazzi, eccetera, eccetera. Sono stati, a mio parere, un fallimento. Sono stati un fallimento, questi scimmiottavano la vita politica propagandata, di solito inventavano dei programmi dove bisognava fare le piste ciclabili e i parchi, che sostanzialmente sono le cose che venivano assegnate alla gioventù come uno dei suoi amori fondamentali. Ma da stoffa di cittadino, per esempio, faccio un controesempio, perché io sono un po' un avvocato del diavolo, non so, l'avrà capito. Ho già capito. Ecco, quando veniva la madre a lamentarsi perché il figlio aveva già cambiato 3 professori dall'inizio dell'anno, io dicevo, sì, è la legge della graduatoria, la graduatoria nazionale. Allora, la contraddizione nostra è che l'impianto normativo che è statale, che regge il paese, è sempre meno tollerato dalla gente. Cioè, è vero che siccome aumenta la barbarie, la barbarie relazionale, il bullismo, la brutalità, in un mondo che invece vorrebbe essere sempre più delicato e vorrebbe sviluppare anche i diritti dei cani, dei gatti. Una volta venne a scuola mia un'impiegata con la carta dei diritti degli animali, senza distinzione tra animali domestici e animali di nessun tipo. Infatti io per scherzo le dissi, ma quel ragno che c'è là sopra nell'angolo, lei non l'aveva visto, lo devo far tirar giù o no? E lei si rimase lì così, perché la carta dei diritti degli animali non distingueva tra le varie tipologie di animali. E quindi ci sono, io per quello che dico, quando si parla di introduzione di una cultura giuridica, bisogna fare degli esempi concreti, per esempio, facciamo un altro esempio. Si dice che ogni norma, se non viene rispettata, ha un castigo, no? No. Questo nel penale. Questo nel penale. Allora, in Italia non avviene così. E i ragazzini lo sanno perfettamente, perché se tu gli dici, guardate che, per esempio, per esercitare un'attività commerciale ci vuole una licenza, e loro ti dicono, ma com'è? È pieno di gente che vende abusivamente dappertutto, eccetera, eccetera. Allora, dopodiché o si entra nel dibattito politico, e questo è un rischio, oppure, e credo che ogni ragazzetto questi discorsi li senta e senta dire in casa sua e nella sua famiglia che la legge in Italia non esiste. Cioè esiste mirata, apparentemente c'è, ma poi non c'è. L'omicidio, abbiamo visto che hanno dato 30 anni, no, l'ergastolo a quello lì che ha fatto sfigurare la sua ex morosa, mi sembra, no? Sì. E 20 anni a Kabobo, che ha massacrato a picconate 3 persone. 20 anni, neanche l'ergastolo. Quindi uno dice, vabbè, ma allora la legge che cos'è?
La legge che cos'è? Ecco, lei faccia finta che io sia il bravo bambino un po' discolo che fa le domandine semi-provocatorie. Ecco, vediamo cosa mi risponde. Ma guardi, lei mi vuole trascinare, no, io capisco che lei vuole raggiungere un audience magari o dei risultati immediati, non è così, cioè un processo culturale dura per me, a mio avviso, anni, decenni, per non dire secoli. Allora io le faccio una domanda. No, scusi, mi dice la regia che c'è un ascoltatore, lo sentiamo. Prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono Torino. Comunque su questa questione dell'educazione civica, io penso che una delle spiegazioni per cui il paese si è impoverito, secondo me, è anche perché sono mancati sempre di più i principi di valori etico-morali, che la nazione italiana, cioè cosiddetta, non era per niente povera, eravamo la quinta potenza mondiale fino agli anni 90, io ho fatto apprendistato nelle multinazionali, tra l'altro l'educazione che ho imparato in queste grosse aziende negli anni 90 è che facendoci girare in diversi stabilimenti, anche andando all'estero, ci si imparava a vedere come funzionano le cose in Germania. Lì sono Ma la signora però parla di educazione civica riferita proprio al diritto. Però diritto. Il diritto nasce anche da una base, un substrato culturale di un popolo, non è che piove dal cielo. L'origine dovrebbe essere quella. Provoca anche in quella nazione, in quel paese, dei progressi, come è successo per i paesi germanici. Cioè, se tu pensi di condurre una scuola, un'azienda privo di valori morali, è chiaro che pur di far soldi ne combini peggio di Carlo in Francia. E quindi praticamente se i ragazzi vivono in un ambiente del genere, hai voglia le mafie. Purtroppo in questo paese si è saldato il disvalore di questa cultura del sud delle mafie con la mancanza di valore di principi morali di molta gente del nord. Quindi ha creato un cocktail micidiale che ha impoverito anche il paese, secondo me. Cosa che non è successo in Germania, per dire. Va bene, sentiamo allora la nostra signora cosa continua a illustrare la sua posizione. Prego. Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore. Guardi, anche a me è capitato di vivere in Inghilterra negli anni della come si dice, quando c'era la crisi petrolifera, e lì nelle scuole e negli uffici a giorni alterni si stava al freddo in pieno inverno, perché c'era questo principio, questa convinzione che bisognava stare al freddo perché c'era da risparmiare, e nessuno si lamentava, nessuno si permetteva di lamentarsi, ecco, capito? Quindi in Italia abbiamo sempre utilizzato, come si dice, quel concetto not in my yard. Ecco, voglio dire, sì, va bene risparmiare oppure fare sacrifici, ma non nel mio giardino, nel giardino del vicino, si arrangerà. Io mi arrangio, e questa è stata sempre l'arte. Stavo dicendo comunque che ci vuole molto tempo per la formazione culturale di base. Sì, su questo siamo tutti d'accordo. È questo. Cioè noi dobbiamo passare da un concetto accademico a un concetto formale, ma come si fa? Come si fa? Ci vuole una convinzione innanzitutto del sistema, degli insegnanti. Devono esserci degli insegnanti che sono motivati e sanno quello che dicono, quelli che sono dobbiamo fare un passo indietro, a mio avviso, perché rispetto alla concezione dello Stato moderno non è che si riesce a tornare indietro di 50 anni, perché 50 anni fa la stretta di mano tante volte era sufficiente per fare un contratto tra due parti. Oggi non significa, non basta nemmeno il contratto con tanto di avvocato, notaio, eccetera, eccetera. Come mai? C'è stato un processo culturale di regresso, che come diceva l'ascoltatore di prima siamo tornati indietro. Io lo chiamo spaccapelismo, lo spaccapelismo, si spacca il pelo in quattro però non riesce mai a concludere niente. E infatti, perché secondo me bisogna fare un passo indietro, nel senso che bisogna andarsi a ristudiare quelli che sono i principi fondamentali. Ma quali sono i principi fondamentali? Noi dobbiamo sapere che prima dello Stato c'erano questi concetti, l'uomo da quando ha cominciato ad organizzarsi
Sì. Prima di organizzare lo Stato, ha trovato un modo di autoregolamentarsi prima che si formasse la comunità statale, e quindi aveva ritenuto necessario che questi interessi del singolo fossero gestiti in un qualche modo, perché là dove finisce il mio diritto inizia il diritto del mio vicino, della mia controparte. Va bene, un attimo che abbiamo un altro ascoltatore, prego. Sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io invece ho un'idea particolare. Allora, la responsabilità maggiore di questo lassismo che si è venuto a creare per due cose fondamentali. Uno, per la scuola, che diciamo vulgarmente ha calato le braghe, perché si comincia da bambini a capire quali sono i doveri, no? Allora, io quando ero un bambino innanzitutto andavamo vestiti tutti uguali, con la blusetta, e le bambine col loro grembiulino. Quando entrava la maestra, dopo il professore di liceo, eccetera, ci si alzava in piedi, va bene, e si diceva buongiorno signora maestra, buongiorno. Qua invece ci sono i bambini che cominciano 5-6 anni, danno del tu alla maestra e del tu al professore. In secondo luogo il marasma totale riguardo a chi ci governa, no? Qua c'è stato un decadimento della politica, lasciamo stare i Dadari, Micheladi eccetera, ma proprio anche come linguaggio. Io mi ricordo che i politici avevano un linguaggio che giustamente portava avanti le proprie idee, ma sempre in tono rispettoso dell'avversario e rispettando alcune regole. Qua oggi invece abbiamo davanti ai nostri occhi una cosa vergognosa, per non dire le parolacce. I dibattiti sono inconsistenti dal punto di vista vergognosi, no? dei contenuti. E per me cade tutto. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Sentiamo un prossimo, c'è un altro ascoltatore mi sembra, sì, prego. Sì, buongiorno. Lei Giovanni da Novara. Novara, prego. Da Novara, sì. Niente, volevo dire, forse c'è anche un decadimento morale e prestazionale da parte della classe professori, cioè forse non si rendono conto del loro grande potere, sono coloro che devono trasmettere il sapere è importante. E forse li abbiamo un po' snobbati. Sì, cosa fai? Ma sì, faccio professore. Poi questi poveri professori che fanno 2 ore, 3 ore in una sede piuttosto che in un'altra, c'è questo marasma pazzesco. Io non lo so, forse la scarsa preparazione di alcuni professori di alcune generazioni fa, il mio professore di italiano che mi diceva tirate fuori l'attillante anziché l'atlante, non lo so. Però Leon Casin, Leon Casin della Madonna, perché il professore ha il sapere, cioè deve essere orgoglioso di trasmettere il sapere, sì, qualunque questo sia. Lo diceva anche la nostra Carla, che ci vorrebbe una forte motivazione nel ceto dirigente e docente. Va bene. Devono essere lusingati. Grazie. E noi dobbiamo essere lusingati di imparare, i nostri ragazzi di imparare da loro, ovviamente. Saluti. Va bene, la ringrazio. Prego, buongiorno. Ma dire questa cosa sembra di dire niente, invece è una cosa gigantesca, cioè per raddrizzare il baraccone scolastico, se si cominciasse a spingere oggi, ma convinti e monolitici, ci vorrebbero 20 anni. Lei c'è ancora, Carla? Sì, sono qui. Quindi siamo andati un po' sul generale, molto sul generale, uscendo dal discorso dell'insegnamento di 1 ora settimanale, grosso modo insegnamento del diritto proporzionato a elementari, medie e medie. Però mi sembra che lei avesse detto che per le elementari riteneva utile sentire la Costituzione, cioè spiegare la Costituzione, cioè esattamente cosa aveva in mente. Ma non solo le elementari, anche le scuole medie, perché i ragazzini delle scuole medie... Ma mi sembra che qualche ministro l'abbia mandata la Costituzione a scuola, forse... sì, 7-8 anni fa proprio c'è stata una campagna da Scalfaro a Ciampi a tutti ancora oggi sulla magia della Costituzione eccetera, c'è valore fondamentale, lo stesso Napolitano hanno fatto
il pieno, diciamo, sulla necessità di studiare la Costituzione. Ma no, ma queste sono belle parole, sono belle parole. Invece che non lei servono. quali pensa che siano sotto il profilo educativo gli articoli fondamentali della Costituzione? Ma sì, è come dire che cantare l'inno di Mameli siamo tutti patriottici, ma non è assolutamente così, insomma. Bisognerebbe, ecco, ritorno sul concetto della praticità, della conoscenza consapevole di quelli che sono i diritti dell'uomo. Per esempio, Perché parliamo del diritto al lavoro, no? Diritto al lavoro. Che è il primo che viene nominato nella Costituzione. La legge parla, la Costituzione parla dei lavoratori, dice proprio i diritti dei lavoratori. Sì. Lo Stato è fondato, è una repubblica fondata sul lavoro. Certo. Sì, il lavoro viene elevato a una funzione sociale. Ma questo è, diciamo, il punto di leva su cui per anni e decenni hanno lavorato sindacati, partiti di sinistra, eccetera, 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 parlando di Costituzione tradita, di Costituzione non attuata, ma lo stesso terrorismo sviluppò questo concetto della rivoluzione, della Costituzione tradita e della resistenza tradita che aveva creato la Costituzione con i suoi valori, con i suoi principi. Quindi non mi sembra che sia un tipo di taglio sconosciuto nella nostra storia degli ultimi 30 anni, assolutamente. Quindi non lo so. Direi sul lavoro sono d'accordo con lei. Ad esempio, un altro principio invece che secondo me non è stato compreso è la partecipazione, dice la Costituzione, dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Cosa vuol dire partecipazione? Cosa vuol dire coinvolgimento nella organizzazione politica? Vuol dire che il cittadino deve fare parte di una comunità, della comunità dove risiede, dove abita, nel territorio, ai fini di che cosa? Di una salvaguardia, deve sapere cosa significa salvaguardare il territorio, cosa vuol dire l'utilizzo dell'acqua, del terreno, delle materie prime, dello spreco. Oggi è molto importante il concetto di territorio, è molto importante la partecipazione. Cosa vuol dire? Il cittadino deve sapere cosa serve lo Stato, a che cosa serve l'ente comune, quali diritti, quali doveri ho, a cosa serve. È la tutela, l'obiettivo del diritto in sostanza è la tutela dei miei diritti, ma contemporaneamente è la tutela dei diritti del mio vicino che diventano doveri, scusi un attimo, mi sembra però che anche questo tipo di discorsi non sia stato assente nel nostro panorama né culturale e nemmeno scolastico. Sentiamo, io ricordo le classi che erano piene tutte di tabelle delle regole, dei diritti, dei doveri. Prego, sentiamo il prossimo ascoltatore. Sì, buongiorno, sono Cosmo e chiamo da Milano. Buongiorno. Vi risparmio l'urlo che avrei voluto emettere quando ho sentito citare in qualche modo approssimativo, ossia del tutto falsificando quello che è l'esatto testo del primo articolo della Costituzione, che dice: l'Italia è una repubblica democratica, virgola, tutto il resto viene dopo, compreso il fondato sul lavoro. Questo saltare la parola democratica, che essendo scritta in italiano, dovrebbe a questo punto, una parentesi, attenzione alla tautologia, perché altrimenti per secoli ci troveremo sempre fermi allo stesso punto. Allora, ci dovrebbe far dire che essendo scritto in italiano chiarissimo e il significato della parola democrazia è inequivoco, che non c'era bisogno della Corte Costituzionale che ci dicesse che i loro signori che siedono attualmente in Parlamento sono degli abusivi in quanto è stata violata la Costituzione. E quindi ogni cittadino, un testo così elementare, che comprendo, così come diceva Teresa Mattei, la più giovane dell'Assemblea Costituente, che deve essere offerto magari col testo scritto anche in rima ai bambini alle elementari ancora più giovani, ecco,
Quindi noi siamo davanti a un punto che da 20 anni col maggioritario toglie i seggi che gli elettori assegnano. No, ma conosciamo questo dibattito. No, si stava parlando dell'insegnamento a scuola del diritto. Io sto cercando di girare un po' intorno a questo concetto. E poi sì, appena si parla di Costituzione, diritti e doveri, abbiamo migliaia di trasmissioni televisive dove li sentiamo tutti e tirano, come dicono nelle Marche, le leggi sono come la pelle dei, che la tiri da tutte le parti come vuoi. Io mi sto riferendo all'insegnamento. Sì. No, ma l'insegnamento chi lo fa? Lo fanno gli insegnanti. Allora, gli insegnanti appunto sono 1 milione di persone che a sua volta dovrebbero essere formate da 100.000 formatori, che a loro volta dovrebbero calare sempre verso il basso tutto il dibattito che è in corso da decenni sulla nostra Costituzione. Va bene, la ringrazio, sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, sono Roberto, provincia di Como. Io ho 66 anni, sì. Però sento dibattiti, sento qui, sento là. A me a scuola innanzitutto hanno insegnato l'onestà. Quando andavo a scuola io hanno insegnato l'onestà. Adesso tutti parlano, non sento parlare di onestà. Soprattutto il marcio arriva dall'alto. Lo Stato di diritto in Italia non c'è più. Io non sento parlare di onestà. La signora prima diceva era abbastanza una stretta di mano che valeva. Per me vale ancora, ma gli altri no. Gli altri come ti giri ti fregano, bisogna mettere le mutande di lamiera perché sennò sei fregato. La ringrazio. Ma sul relazionale il problema è che anche le relazioni più familiari, comprese quelle di coppia, sono diventate estremamente instabili, estremamente precarie. Anzi, io per scherzo l'altro giorno dicevo a un ragazzotto figlio di una mia amica, precario, 37 anni, ancora col lavoro a contratto a tempo indeterminato come tanti nostri qui, dice guarda che il vero precariato oggi è nel rapporto uomo-donna, perché è una delle situazioni che una volta erano fonte di stabilità e di certezza, invece sono probabilmente la principale fonte di instabilità e di incertezza. Quindi si è creato tutto un mondo dove i fattori di stabilità e di certezza sono sempre di meno, però è vero che i fattori di libertà più o meno apparenti, di discrezionalità, sono aumentati. Io non lo so adesso come si fa bene o male i figli è bene che continuino a formarli le famiglie. Io ho l'idea che in toto è lo Stato che forma i giovani, ho anche qualche dubbio. Un'ora comunque la settimana di diritto, ma io parlerei proprio di norme molto precise. Ad esempio, il signore parlava di onestà. Secondo me, io non sono esperto di codice civile e penale nei dettagli, la Costituzione la so bene tutta, ma secondo me se si leggesse in classe una regola che dice che dire il falso è un reato dire il falso? Sì. Ci sarà una norma che lo dice, certo. No? È un reato dire anche il falso. Il furto. È un reato il furto e dire che reato è, che pene ha. Mentre invece ci sono delle cose che sono importanti nel relazionale ma non sono reato. Certo. Io però con i furti a scuola, ad esempio, ho detto varie volte che ho avuto a che fare molto. Ero uno dei pochi presidi che perseguiva i ladri. Quando spariva qualche cosa, di solito i professori sgridavano il derubato dicendo te l'ho detto di non portare a scuola i soldi, te l'ho detto di non portare a scuola il coso. E nessuno voleva fare l'indagine, perché dopo io tutte le volte che facevo l'indagine e sempre trovavo il ladro, sempre. Molti avvenivano in palestra, negli spogliatoi della palestra, orologi, braccialetti, cose varie. Era matematico trovare chi era stato. Eppure anche gli stessi insegnanti di educazione fisica non facevano la ricerca perché non volevano perdere tempo, mentre invece è importantissimo fare certe cose. Quindi
Io farei così, se dovessi mettermi con la mia logica gestionale davanti ai problemi culturali, direi quali sono le maggiori infrazioni del modo della correttezza che avvengono nella scuola elementare, ad esempio, no? Parlando con gli insegnanti, eccetera, eccetera, vedere come queste infrazioni sono declinate nel codice civile e penale e portare a quel punto i testi, perché secondo me la declinazione del dirittismo già avviene, anzi, su tutti i piani di dirittismo, è un delirio costante questo del dirittismo. Mentre invece la sintonia con la governabilità, con la gestione totale, con l'insieme totale del sistema è scomparsa. Per cui ognuno gestisce la propria espansione o la propria depressione e non sa coniugarla con le esigenze del contesto. Non sa qual è il modo giusto e flessibile di coniugarla con le esigenze del contesto. Io farei così, esaminerei quali sono i comportamenti corretti e quelli scorretti e che tipo di copertura dà il codice a queste cose. Così, a naso, Non so se... Che dice Carla? Sì, sono molto d'accordo, perché vedo che lei ha un approccio pratico, e questo è quello a cui facevo riferimento io all'inizio del mio intervento. L'approccio pratico con i ragazzi è sempre la cosa che loro capiscono meglio, che capiscono immediata, e quindi hanno un riferimento alla pratica. Si potrebbe proprio fare un codice, anche chiamiamolo l'elenco delle inadempienze abituali che avvengono nelle scuole. Però c'è un filone, allora quelle relazionali orizzontali sono abbastanza chiare, no? La prepotenza, l'insulto, la parolaccia, il furto, il danneggiamento, eccetera, eccetera. Però già esaminarle uno per uno e tenerli con la norma, articolo tal dei tali. Però c'è tutto l'altro filone, quello del rapporto con i docenti, che invece andrebbe scandagliato meglio e capito bene. Anzi, se lei ha tempo, mi ha detto che adesso deve andare in giro, perché io ricordo bene che veniva propagandato l'obbedienza non è più una virtù, e la mia generazione è proprio quella che crebbe con questo slogan. Questo era il titolo di un libretto di Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù, che però si riferiva ai crimini di guerra, e quindi che era una tematica molto legata ai campi di concentramento, tutte quelle cose. Diceva uno, se mi hanno dato l'ordine io l'ho fatto, anche se... Però questa è diventata una parola d'ordine, per cui essere disubbidiente è quasi un obbligo, Pare che io esisto solo e dimostro di avere una personalità solo nella misura in cui mi oppongo a chi ha il dovere di guidarmi. Quindi, secondo me, l'analisi dal punto di vista giuridico e anche formale del rapporto insegnanti-alunni è importante, è molto importante, andrebbe studiata meglio, anche se devo dire che sono così contraddittorie queste norme che tutti noi presidi avevamo sempre paura di avere rogne con i genitori, perché tu hai a che fare con dei minorenni. Quindi già l'interrogatorio, io mi ricordo, l'ho detto anche la volta scorsa, quando interrogavo dei ragazzi perché era venuto un furto, avevo il maresciallo che aveva la figlia a scuola mia, il maresciallo tra l'altro che un giorno venne a scuola che mi disse: stia attento quando interroga i ragazzi, perché se potrebbe avere dei problemi con dei genitori che intervengono dicendo che ha fatto un'azione intimidatoria e che ha turbato e bim e boom e bam. Poi lui una volta venne a scuola dicendo: se quel tizio lì non la smette di rompere le scatole a mia figlia, vengo a scuola e gli spezzo le gambe. Questo era il maresciallo. Allora dice, vede maresciallo com'è la storia, bisogna
sono equilibri delicati e qui si vede se uno è capace di gestire. Però io sono convinto che se i genitori, oggi c'è la schizofrenia in Italia, sempre più diffusa, perché sappiamo benissimo che le leggi sono sempre più dettagliate, sempre più particolareggiate, sempre più complesse e si riferiscono ai paria, cioè agli italiani, e a quelli regolari degli italiani, cioè quelli che si possono sempre trovare, quelli che sono sempre eccetera. E poi c'è un mondo intero fatto di milioni di persone che vivono ai margini o fuori completamente dalle leggi, e lì c'è la convergenza tra Stato inefficiente, magistratura che ha mille cose da fare perché non riesce mai a fare quelle rapide e frequenti, e le necessità invece della gestione ordinaria, e quindi non funziona più un tubazzo, è inutile raccontare le barzellette, quindi qui non funziona più niente. Hanno abolito il giudice di pace, no? Dopo 6 mesi l'hanno rimesso perché c'era troppo casino. Tra l'altro andare dal giudice di pace è più complicato che andare dal giudice non di pace, io non so com'è. Una volta ci ho provato, ho smesso subito. Vabbè, sì, ma proprio complicatissimo, con perquisizione in ingresso, c'era tutto un apparato che sono rimasto meravigliato, qui a Milano. Vabbè, allora pensiamoci su, abbiamo posto la questione, pensiamoci su. Allora comunque Carla, lei vuole essere nella mia mail list? Mi metta. Benissimo. Mi metta. Allora le manderò un po' degli articoli miei, sì, per vedere cosa pensa di quelle cose concretissime che io ho sempre posto sulla gestione della scuola, sul problema del clima reale della scuola, e dove un confronto con la scuola europea secondo me invece sarebbe fondamentale. Cioè, e l'ho detto ai giovani padani, l'ho detto ai vecchi padani, l'ho detto alle giovani padane, alle vecchie padane, l'ho detto ai non padani, facciamo un convegno sulla scuola in Europa e subito salterà all'occhio che c'è qualcosa di mostruoso nella nostra scuola, che non ha niente a che fare con la gioventù del giorno d'oggi, anche se fanno tutti cose. Vabbè, niente, allora io adesso la saluto, so che lei ha molto da fare in questi giorni perché parte per sabato, Stati Uniti. Stati Uniti. Ma che mestiere fa lei, così per curiosità? No, ma io vado da mia figlia, veramente. Va a fare un giro così turistico? Ma un giro no, ma anche per... Sì, una visita familiare. No, sta studiando e lavorando lì a San Francisco, a Berkeley. A Berkeley. E lei abita a Reggio Emilia. A Reggio Emilia, ecco, vedi, la nostra radio arriva... sì, ma abbastanza, oggi si sentiva male. Senta, posso dire una cosa finale sempre sulla scuola? Certo. È ovvio che noi non possiamo farci carico dei problemi mondiali dei giovani, perché insomma siamo all'interno comunque di un processo culturale mondiale, ecco, quindi ci sono i mali dell'Italia, ma ci sono anche i mali della società attuale. Io ho vissuto in Inghilterra per degli anni e sicuramente trovavo il sistema lì inglese dal punto di vista relazionale migliore, mediamente parlando, c'è più disciplina, c'è più scientificità che non in Italia. È per questo che io insisto sempre sul ritorno indietro, facciamo un passo indietro sui diritti, sul significato di quello che è, cosa significa Stato, cosa significa collettività, cosa significa... Ci sono delle cose che noi dovremmo imparare, l'ho già detto e mi ripeto, da bambini, cioè cosa significa avere la responsabilità di un comportamento all'interno della scuola. Ecco, ci sono delle leggi molto buone che vanno modificate nel tempo. Purtroppo noi abbiamo questo difetto di non modificare le leggi. Le leggi devono rispettare il tempo,
la società del momento, perché ad esempio è stato abolito il delitto d'onore nel nostro diritto, per fortuna, perché non aveva più ragione di esistere. Ecco, perché abbiamo una Costituzione che è rigida e che non si può modificare se non attraverso delle leggi costituzionali molto difficili, complesse. Cioè, Ecco. non è che è stato abolito il delitto d'onore, perché c'è ancora, è stata abolita l'attenuante del delitto d'onore. In teoria non esiste più. No, esiste la gente che ammazza perché si sente tradita. Sì, ma però prima diciamo c'era una attenuante in giudizio. No, lo dico per gli ascoltatori. Sì. C'era fino agli anni 60, mi sembra. 70. O 70 addirittura, una attenuante per chi compiva un delitto di quel tipo rispetto a chi la compiva per altri. Sì, l'attenuante per il delitto. Negli anni 70 è stata abolita l'attenuante. Quindi insomma niente, per concludere, la saluto anch'io, ecco, sarebbe bene. Poi ci sono le norme che riguardano tutta la pubblica amministrazione, siamo di fronte a situazioni... No, stavo vedendo, ecco, la pubblica amministrazione, dicevo che un tentativo di far interagire i giovani con le dinamiche del territorio, eccetera, fu questa esperienza dei consigli comunali dei ragazzi, non so se ne ha sentito nominare. Sì, ne ho sentito parlare, ma non mi piacciono. È durata anni e a me non piaceva, non ha prodotto risultati, costava una barca di soldi. Aveva qualcosa di artificioso, però volevo dire che io ho fatto un articolo a settembre sulla base di interviste che ho fatto a ragazzi di scuola elementare, dove saltava fuori che in classe c'era un casino continuo, che c'erano ragazzi che facevano cose disastrose e quasi tutti dicevano sì, però sai, c'è una mamma che dice sì, nella mia classe di questi fuori di melone ce ne sono 3, ma hanno dei problemi familiari e quindi hanno diritto di saltare sui banchi, buttare in terra la roba, dire parolacce alla maestra, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato un decadimento sul terreno organizzativo, a mio parere, che è dentro noi adulti. Cioè noi adulti, infatti le mamme tutte scusavano e erano comprensive verso queste situazioni che sono generalizzate. Cioè ormai la situazione di emergenza, di non governo, di disordine dentro le classi è la regola. Io in questi giorni sono stato nelle Marche dove ho dei parenti e sono andato a ritirare alle 16:45 la nipote di questo mio amico. Siamo andati assieme a prenderla alla fermata del pullman, che il lunedì e il mercoledì comincia la scuola alle 8 e termina alle 16:45, con solo 45 minuti di pausa pranzo. Era pallida, stesa, stressata. La sera l'ho invitata a fare una chiacchierata dopo cena e ho detto: quanti siete in classe? 19. Quelli che studiano quanti sono? 6. Ma risposte lapidarie, precise, immediate. E quelli che studiano poco quanti sono? 4. Quindi 6 più 4, 10, e quelli che non studiano mai? 9. Cioè queste sono le situazioni della scuola. La gente ancora non ha capito il livello veramente drammatico in cui si trova il sistema educativo italiano. Non è che uno dice vabbè adesso mettiamo dentro la suppostina, no, è un bordello totale, che regge solo perché a casa ci sono le mamme che consolano, e il papà, anche i padri. Nel caso di mia figlia ero più io che sua madre, che consolano, che gestiscono, che rinforzano, che tengono la calma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi però la gente secondo me non ha percepito il livello incredibile a cui è arrivato il sistema di istruzione italiano. Vabbè, purtroppo qua il regista mi dice che dobbiamo chiudere e ci sentiamo allora venerdì prossimo. Oh, ma che ore sono? Sono già le 4? Ah, va bene, allora io quanto ho ancora, regia? Basta? Ah, 20 secondi. Vabbè, allora ringraziamo la nostra signora Carla della sua partecipazione
e anche se abbiamo espresso dei punti di vista un po' differenti, meglio, mi sta bene, e ci sentiamo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti, e Reggio Emilia, mi raccomando che un giorno passo lì da Reggio Emilia, c'è quel ponte che lo vedo da 5 km di distanza, ho calcolato, però ci passo ogni mese. È stato molto costoso e costerà ancora per tanti anni. Sì, alla comunità. Ne parliamo, mi racconterà qualcosa. Va bene, grazie. A voi, grazie. Arrivederci, saluti a tutti. Buona Arrivederci. Avete ascoltato Scuola Padana. Ci vuole tempo.